La cosa che fa sorridere è che è talmente grassa che non riesce neppure a camminare, guarda. La storia della presenza delle nutrie in Sardegna risale al 1980 circa. E quest'oggi, mentre stavo registrando un servizio sulla storia delle canne palustri, ho incontrato una bellissima nutria. È un animale docile, cercheremo adesso di tentare un incontro ravvicinato. La storia della presenza delle nutrie in Sardegna risale al 1980 circa, quando un'azienda di Scalaplano decise di portare 5 coppie di nutrie, 5 famigliole. In breve tempo il numero di queste nutrie si moltiplicò per circa 300 unità. Quell'azienda chiuse i battenti, le nutrie finirono nei corsi d'acqua, si moltiplicarono ed ecco perché in Sardegna ne contiamo decine di migliaia di esemplari.